Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa del nostro allenatore Andrea Pirlo. Come sempre vi chiedo di fare una domanda alla volta, se ci sarà tempo faremo un secondo giro. Iniziamo con Enrico Zambruno di Juventus TV. Buongiorno mister, le chiedo quale può essere la chiave della partita di domani e come va affrontata la Lazio considerando le caratteristiche della sua squadra e le caratteristiche della squadra biancoceleste. Grazie. La Lazio è una grande squadra che gioca insieme ormai da 5-6 anni, più o meno gli stessi giocatori, quindi hanno un gioco ben definito, si conoscono molto bene e i risultati parlano per loro perché negli ultimi anni hanno raggiunto sempre grandi risultati, sono arrivati in Champions League dove hanno fatto un ottimo cammino, quindi sappiamo di incontrare una squadra che lotterà fino alla fine per arrivare in alto e noi la stiamo preparando nel migliore dei modi, sapendo delle loro caratteristiche, con giocatori molto bravi a partire in contropiede, molto bravi nella gestione della palla, soprattutto con le mezzale, quindi sappiamo che non sarà facile. Hussein di Bein Sport. Ciao mister, ti chiedo, saranno 4 giorni decisivi per la stagione della Juve, Lazio e dopo Porto? Ma no, tutte le partite sono decisive con la Juventus. Adesso abbiamo la Lazio, che è una partita importante per il proseguo del campionato, e poi dopo la Lazio inizieremo a pensare anche al Porto. Mi sono abituato a pensare a partita dopo partita e non a quelle che verranno dopo, perché il presente è la partita di domani, quindi dobbiamo concentrarci con tutte le forze a vincere la gara con la Lazio. Giovanni Albanese, Sport Italia. Sì, buon pomeriggio mister, volevo chiedere un punto sugli indisponibili, se rientra qualcuno e se l'indisponibilità di Bentancur può portare ad uno spazio maggiore per Fagioli, grazie. Ma gli indisponibili ci sono, adesso stamattina qualcuno si è allenato in parte con la squadra, però fortunatamente abbiamo ancora un giorno per cercare di recuperare qualcuno. Peccato per l'assenza di Bentancur, che ci costringerà a fare altre scelte. Non abbiamo grande scelta e una rosa lunga per poter scegliere centrocampisti, perché ne abbiamo pochi, quindi dovremo inventarci qualcosa per cercare di mettere in campo la formazione migliore. Nicola Gallo, Videogruppo. Buongiorno mister, volevo proprio tornare sulla difesa e sull'attacco dove un po' più di scelta, la condizione di De Ligt e di Bonucci, se sarà una questione fisica o se oppure potrà sceglierlo magari in base anche agli avversari da affrontare, e quanti minuti ha Morata nella marcia d'avvicinamento probabilmente al match di mercoledì. No, De Ligt non si è ancora allenato, ha preso questa contusione sabato scorso a Verona e quindi adesso vediamo domani come starà, se è possibile recuperarlo o meno. Bonucci ha fatto una parte di allenamento oggi, viene da 16 giorni di inattività, sta un po' meglio, però anche per lui non è che ci sia il 100% di possibilità che possa partire dall'inizio. Morata sta meglio, l'altro giorno ha giocato una mezz'ora, ogni giorno che passa cerca di incrementare la sua forma fisica, quindi speriamo che possa fare anche un po' di più di 30 minuti. Romeo Agresti, Gol.com. Buongiorno mister, le chiedo se nutre qualche speranza concreta sul fatto che Arthur possa essere recuperato in vista del Porto. Grazie. Ma lo spero, adesso la visita che ha fatto ieri è andata bene, il dolore sta diminuendo, quindi dipenderà molto da quando inizierà a fare dei lavori in campo con la squadra, dipenderà molto dal dolore, però speriamo che possa darci una mano per le prossime partite. Andrew Cesare, ESPN. Buongiorno, piacere. Una parola su Weston McKennie, che ovviamente adesso è diventato ufficialmente un giocatore sarà ufficialmente un giocatore della Juve. Come l'ha visto quest'anno? L'ha sorpreso la sua performance quest'anno? No, non mi ha sorpreso perché l'abbiamo scelto noi per le sue caratteristiche, l'avevamo seguito quando giocava allo Schalke, quindi sapevamo che avesse questo tipo di giocate. Adesso che è stato riscattato non deve pensare di essere arrivato, ma deve essere solo un punto di partenza, perché
se pensa che sia arrivato al top ha sbagliato tutto e quindi non è il modo giusto per affrontare poi il futuro del suo cammino. Giovanni Guardalà, Sky Sport. Sì, buongiorno. Volevo chiedere a Pirlo cosa pensa delle parole di Sacchi scritte oggi sulla Gazzetta dello Sport. Leggo testualmente per evitare errori. Francamente oggi è difficile dare un giudizio sul gioco, anche i giovani arrivati in estate mi sembrano un po' confusi, mi sa che hanno trovato un gruppo che sta tradendo la storia del glorioso club. Cosa pensa di questa affermazione? Ma non penso, perché non l'ho letto, adesso me le dici tu per la prima volta, però i giovani mi sembra si siano inseriti bene. Chiesa ha fatto 10 gol, Kulusevski ne ha fatti 4-5, McKennie ne ha fatti 5-6, quindi non penso siano loro il problema, anzi stanno facendo anche di più delle aspettative, mentre per gli anziani o per i veterani loro stanno dando come sempre il loro contributo, hanno dato una grossa mano per far inserire questi ragazzi, perché non è facile arrivare nel mondo Juve con tante pressioni, con il peso di dover vincere tutte le partite, quindi si sono comportati sempre bene, si stanno comportando tuttora, anche se magari non riescono a essere presenti in tutte le partite. Su questo sono tranquillo e fiducioso, perché il gruppo storico fa sempre la sua parte. Passiamo a Marco Russo di DAZN. Sì, buongiorno mister. Le volevo fare una domanda su Cristiano Ronaldo, nell'ottica della sua gestione, a differenza magari degli altri anni, non penso solo alla Juve ma anche magari all'ultimo periodo del Real Madrid. Quest'anno lui per questioni numeriche e di classifica praticamente gioca sempre. È vero, i gol arrivano sempre, però pensa che possa aver bisogno di una maggiore gestione fisica, atletica, di tirare un po' il fiato, come appunto ha fatto in passato negli ultimi anni in certi momenti della stagione? Grazie. Sì, come tutti, quando giochi tante partite è normale che magari una giornata o due di riposo fanno bene, però in questo momento siamo contati e quindi ha stretto i denti fino adesso e lo stringerà finché ne avremo bisogno. Ha dimostrato di essere un grande professionista, non solo in campo ma anche al di fuori, dando sempre l'esempio, e lo dimostrerà anche da qua alla fine. Gianluca Dennino, La Stampa. Sì, buongiorno mister. Io volevo tornare su quello che è successo ieri a Bentancur e vedendo anche quello che è successo allo Spezia. Cioè, temete che possa esserci un focolaio eventuale? Avete indicazioni dall'ASL oppure invece la partita di domani non è a rischio? Grazie mille. Sappiamo quanto voi, abbiamo fatto i tamponi, il risultato positivo Bentancur, poi ci hanno detto dello Spezia, però se c'è un focolaio all'interno del nostro club, del loro, non possiamo saperlo, lo sapremo ai prossimi controlli. Giorgio Musso, calciomercato.it. Salve mister, viste le assenze a centrocampo, se Ramsey può essere una soluzione domani in mezzo. Grazie. Sì, Aaron sta bene, potrà essere dalla partita, ha giocato a Verona, l'altro giorno è stato a riposo e poi è entrato nel secondo tempo, però domani può essere una risorsa in più perché sta bene, quindi potremo aver bisogno di lui. Paolo Tomaselli, Corriere della Sera. Buongiorno Andrea, visto che sei sempre abile nel dribbling, prima non ho capito cosa hai detto, se Fagioli può giocare titolare o meno. Hai detto che vi inventerete qualcosa e questo implica che lui può partire dal primo minuto, e se sarà così cosa deve fare, cosa non deve fare? Ma può giocare dal primo, come non può giocare dipenderà anche da chi avremo a disposizione. Fino a domani non abbiamo la certezza che possano rientrare tutti, quindi può iniziare, ma come può stare in panchina, poteva iniziare anche l'altra sera, poi ha avuto un problema. Si sta allenando bene, sa quello che deve fare, gli allenamenti li sta facendo bene, è sicuro delle sue capacità, quindi siamo tranquilli anche in caso dovesse iniziare dall'inizio. Sergio Baldini, Tuttosport. Buongiorno mister. Le chiedo, al di là della classifica, la partita di domani quanto può essere importante per ridarvi quello slancio che sembravate aver preso a gennaio, quell'entusiasmo con le 10 vittorie di fila, e che poi tra infortuni e le doppie sconfitte Napoli-Porto è venuto un po' meno
nelle ultime partite? Ma ho già detto prima che le partite sono tutte importanti, domani ci sarà la gara con la Lazio che è una partita importante anche per il discorso classifica, quindi l'entusiasmo c'è perché stiamo attraversando un periodo di partite dure e importanti, quindi quello non mancherà mai alla nostra squadra. Poi se devo sentirmi dire manca grinta, manca questo e quello, non mi è mai piaciuto da giocatore, quindi non penso sia anche una cosa giusta metterlo adesso all'interno della squadra. Per me le cose importanti sono altre, non sono la mancanza di atteggiamento, di grinta, ma le vedo magari sotto un altro aspetto, soprattutto tecnico-tattiche. Fabrizio Ferrero, Sport Mediaset. Buongiorno mister, volevo sapere quanto la preoccupa la classifica, diciamo questa fuga dell'Inter, perché si può parlare di fuga, siete a 10 punti, è vero, una partita da recuperare ma va giocata quella col Napoli, c'è la sensazione che ormai il campionato non permetta più errori, diciamo che fino a qualche tempo fa si poteva fare un passo falso, adesso siete obbligati a non sbagliare più. Sente questa pressione, vede questa fuga dell'Inter? Della settimana scorsa mi avete fatto la stessa domanda, noi abbiamo vinto, loro hanno vinto, quindi per noi non è cambiato niente. Se tutte le domeniche l'Inter vinceranno il campionato, se faranno qualche passo falso noi dovremo essere pronti a non sbagliare mai, ma questo è normale. Giulio Delfino, Sport. Ecco, legandomi proprio all'ultima domanda, visto che la rimonta in campionato è abbastanza complicata perché la Juventus ne dovrebbe vincere praticamente almeno 11, 12 su 14, compreso il recupero e compreso lo scontro diretto della penultima giornata, a questo punto si sente di dire che la priorità in questa fase della stagione va alla Champions, mister? No, non mi sento in grado di dire questo, ho sempre detto che siamo in competizione su tutti i fronti, siamo in finale di Coppa Italia, siamo ancora in gioco per la Coppa con la Champions League e siamo ancora in gioco per il campionato. Finché ci sarà speranza noi dovremo dare il massimo per cercare di arrivare a vincere il campionato. Poi se gli altri saranno più bravi e non sbaglieranno mai, gli faremo i complimenti alla fine. Alberto Mauro, Il Messaggero. Buongiorno mister, volevo chiederle se sulle valutazioni della sua prima stagione in panchina secondo lei peseranno più i risultati e i trofei come al solito, oppure visto l'anno particolare magari peseranno di più altre situazioni come il rilancio, l'ambientamento di alcuni giovani? Grazie. Ma non mi peserà niente, noi abbiamo iniziato un progetto che all'inizio per tutti sembrava bello, che c'era il lancio dei giovani, c'era un inserimento graduale di giocatori nuovi, mentre adesso i giovani non vanno più bene, mancano gli anziani, quindi di partita in partita i giudizi cambiano e quindi noi siamo tranquilli perché abbiamo in testa le nostre cose, sappiamo quello che dobbiamo fare, quindi poi problemi non abbiamo. Quindi il progetto va avanti, non abbiamo paura di dover sbagliare, sappiamo che non dobbiamo sbagliare, però abbiamo questo in testa. E chiudiamo con Filippo Bonsignore, Corriere dello Sport. Buongiorno mister, le chiedo quali qualità, quali caratteristiche vuole vedere dalla Juve domani sera per superare questa situazione oggettiva di emergenza, cosa dovrà aggiungere, quale sforzo ulteriore chiede alla sua squadra? Grazie. No, dobbiamo fare una partita intelligente, sapendo che siamo in un periodo delicato, che non siamo mai al 100% delle nostre forze perché abbiamo giocato tante partite, quindi è importante gestire bene ogni tipo di situazione, ogni tipo di giocata, perché non è possibile andare a 100 all'ora per 90 minuti, quindi bisognerà fare una partita molto intelligente. Grazie a tutti, buona giornata.